Presenza importante a MacFrutta edizione 2022, quella di Oppo Veneto. Andiamo a sentire al nostro microfono il presidente Adriano Daminato e Antonio Maria Ciri, direttore del Consorzio Agrario di Treviso e consigliere delegato di Oppo Veneto. Siamo allo stand di Oppo Veneto, qui a MacFrutta edizione 2022. Alla mia destra Adriano Daminato, presidente di Oppo Veneto, e saluto anche Mauro Brognera, vicepresidente. Allora Mauro, è bello essere di nuovo in presenza qui a Rimini. Bisogna esserci, soprattutto, anche per farci vedere che ci siamo ancora. Allora, grazie a Mauro che adesso ci lascia perché ha degli impegni. Allora, Presidente, una presenza importante, quella di Oppo con i prodotti veneti, che sono tanti. Sì, allora Presidente, tanto buongiorno a tutti. Prodotti veneti, prodotti di qualità su territori di qualità. Abbiamo prodotto le eccellenze del nostro territorio, quindi tutti i prodotti IGP certificati dalla Comunità Europea. Siamo qui, siamo ritornati, siamo in presenza. Chiaramente abbiamo passato 2 anni di difficoltà tra il Covid, in questo momento la guerra, aumento dei costi, l'inflazione che ci crea i problemi nelle produzioni. Ci stiamo mettendo di tutto, facciamo il possibile per riuscire a continuare a portare il nostro prodotto, la nostra eccellenza, il nostro territorio, che non è facile in questi periodi di difficoltà, perché è chiaro che l'aumento dei costi, le aziende sono in difficoltà e stanno valutando se continuare a produrre o cambiare strategia interna dell'azienda. La cosa che stiamo valutando è diversificare le nostre produzioni, quindi non solo ortofrutta. L'opportunità, il Ministero a livello nazionale e in particolare la Coldiretti nel convegno di ieri, che è stato molto importante, sta cercando di portare soluzioni alternative al nostro reddito, che sicuramente questo ci danno una mano per implementare il nostro reddito, quindi portare entrate, marginalità che ci possono consentire a sviluppare e innovare in azienda, perché è fondamentale, perché se riusciamo a fare questo possiamo creare futuro, essere ancora presenti, trovarci e far migliorare e far crescere il nostro territorio. Altrimenti rischiamo, come si può dire e come sta girando le voci, come su tanti articoli, di chiudere tutti, perché non c'è possibilità di continuare. Allora, parlando di eccellenze, ci sono 2 marchi importanti che sono quelli che contraddistinguono i prodotti di Oppo. Sono il marchio IGP, e questa è una garanzia sia per il produttore che per il consumatore. Perché? Lo chiedo al Presidente. Allora, è una garanzia per il produttore, è una garanzia per il consumatore, perché? Perché è un prodotto che è identificato su un territorio, può svilupparlo, può crearlo soltanto quel territorio è in ambienti di qualità e quindi ambienti certificati, e garantiamo il prodotto di massima qualità, e il consumatore, vedendo il bollino che identifica quel territorio, essendo IGP, indicazione geografica protetta dalla Comunità Europea, lo garantisce che sta acquistando un prodotto certificato e controllato. Questo dà la garanzia al massimo e la tranquillità nel consumarlo. Allora, tra le altre cose, si parla molto in questi tempi di sostenibilità. Voi i tempi li avete precorsi, soprattutto nelle confezioni che sono compostabili. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una consapevolezza anche da parte del consumatore di fare un acquisto sostenibile. Allora, acquisto sostenibile, acquisto consapevole, che è importante. Infatti tutto quello che noi stiamo facendo è sostenibilità, sia dal punto di vista della produzione, sia nella confezione, nei prodotti che noi realizziamo. Quindi le aziende si stanno orientando verso la sostenibilità, che è l'argomento e la cosa importante che si sta discutendo anche in questo momento e in questa manifestazione qua. E tutto si basa quindi a abbassare i costi con la sostenibilità, e quindi ci vuole equità nella filiera che va dalla produzione e chiaramente fino alla vendita, quindi alla grande distribuzione, alla distribuzione generale. L'auspicio è anche un messaggio per gli amici da casa, che poi sono quelli per cui tutti lavoriamo, voi e noi che facciamo informazione. Qual è, Presidente? Allora, l'auspicio è che riusciamo a trovare quell'equilibrio, quell'equità, quindi abbattendo i costi dove è possibile, perché continuare a battere c'è un limite su tutto, e chiaramente creare una filiera che sia sostenibile di per sé, ma allo stesso tempo che portiamo un prodotto di un valore non esageratamente elevato, che il consumatore lo apprezzi e abbia il potere d'acquisto, che è fondamentale per rilanciare il consumo consapevole e il consumo anche dal punto di vista salutare, perché l'ortofrutta è salutare rispetto a molti altri. Grazie ad Adriano Daminato, presidente di Oppo Veneto. Grazie.